Enrico Diamantini, una partita che insomma ha visto Padova due marce diverse, cosa è successo all'inizio soprattutto? In poche parole ci hanno messo un po' in difficoltà, soprattutto col servizio. I primi due set abbiamo fatto molta fatica perché loro hanno battuto benissimo e abbiamo preso molti ace e ricevuto male, quindi poi giocando scontato. Dopo hanno cominciato a sbagliare un po' di più e noi abbiamo cambiato anche un po' l'atteggiamento, ma alla fine oggi c'è tanto rammarico perché era un'occasione d'oro per noi, però vedremo di far bene a Modena. Tecnicamente per Padova gli basterebbe un altro set per poi andare con il quoziente 7 alla meglio su Monza nel caso in cui dovesse vincere. Ci pensate a questa cosa oppure è meglio non pensarci in questo momento? Ma forse è meglio andarla a Modena e giocare come sappiamo fare e vedere quello che riusciamo, poi dopo a fine partita vedremo i risultati dalle altre parti e vedremo come va a finire tutto quanto, senza stare a pensare vinciamo solo un set, basta un set, anche oggi bastavano solo 2 set, però bisogna entrare e giocare come al solito. Grazie, in bocca al lupo. Crepi. Valerio Baldovin, una sfida che è stata forse interpretata in maniera errata da parte dei ragazzi? Ma non credo, interpretare, non è che voglio dire abbiamo sottovalutato l'impegno, ci mancherebbe, noi dobbiamo sempre giocare al massimo per cercare di portare a casa qualcosa contro tutti, quindi anche contro Milano, questo non credo. È vero che abbiamo patito molto i primi 2 set soprattutto, ma anche dopo il loro servizio, hanno battuto con grande efficienza e con grande velocità e questo ci ha messo in grosse difficoltà. Da qui però siamo partiti a giocare un po' troppo disuniti, a fare degli errori che non dobbiamo e non possiamo fare e quindi diciamo la partita è un po' nata male sotto questa stella. Poi siamo un po' riusciti a riprenderla in mano. Peccato per il quarto set che insomma eravamo punto a punto, poi ci sono scappati via un'altra volta con un bel turno di battuta loro. Adesso si va a Modena, un campo per così dire proibitivo, cosa si aspetta dai suoi ragazzi? Mi aspetto di vedere una squadra quella solita, voglio dire, quella che gioca punto su punto, cercando di stare molto attenti alla qualità del proprio gioco. Sappiamo che è una partita molto molto complicata, molto difficile perché Modena è una squadra fortissima, però insomma come facciamo sempre proviamo ad andare lì per cercare di portare a casa qualcosa di positivo. Grazie, in bocca al lupo. Grazie.